Si è detto spesso che nelle aree militari in Sardegna ci sia di tutto, a partire dall'uranio impoverito fino ad arrivare al bario, addirittura elementi probabilmente provenienti da altri pianeti. Bene, in Sardegna e in Italia non c'è uranio impoverito perché l'Italia non ha mai usato proiettili all'uranio impoverito. E non li hanno usati nemmeno gli altri, perché le regole di ingaggio per venire a testare o comunque esercitarsi sono molto chiare su questo. Questo va detto ai sardi. Primo aspetto. Secondo aspetto, Capo Teulada, la famosa penisola interdetta. È interdetta perché ci sono delle ragioni oggettive. 50 anni fa, 60 anni fa, quando hanno iniziato le attività, dobbiamo capire che le regole che c'erano sull'ambiente, sul rispetto dell'ambiente, non sono le stesse di oggi. Tant'è vero che 20 anni fa avevamo i tetti con l'Eternit, oggi non ce li abbiamo più, perché la sensibilità è diversa, la scienza ha fatto degli approfondimenti su certi temi e si è capito che certe cose sono dannose e altre meno. Ecco, vale anche per le attività militari. 50 anni fa ci si esercitava in un certo modo e probabilmente si raccoglieva sicuramente pochissimo da terra, quello che rimaneva delle esercitazioni. Oggi non è più così, ci lavora tantissimo il genio militare per cercare di limitare al massimo. Capofrasca, per esempio, viene ripulita costantemente da una ditta civile allorquando vengono rilasciate le famose ogive di cui parlavo prima. Ecco, quindi c'è un'attenzione particolare, veramente specifica sul tema, che è inusuale, perché non è, come dire, neanche al passo con quelle che dovrebbero essere i controlli che fanno nelle aziende private. Ecco, nel settore militare ancora di più, perché è una parte pubblica che sta operando e a maggior ragione deve rispettare le regole e le rispettano. Il punto è che davanti ad alcune realtà di fatto vengono montati castelli mediatici finti, atti a che cosa? A delegittimare al 100% le opere che si fanno. Qualsiasi attività militare o industriale che è insita in un territorio ha un impatto, qualsiasi. Mi viene in mente la Saras, Portovesme, Porto Torres, Ottana. Sono realtà industriali che non c'è bisogno che io dica che cosa fanno, lo sanno tutti e lo sa anche l'università, lo sanno tutti, è certificato quello che succede in quelle aree. Sono attività però industriali che occupano buona parte dei nostri concittadini. 5, 6, 7 mila lavoratori che operano in quel settore e nessuno ha levato le bandiere, o perlomeno molto pochi. Perché? Perché ovviamente ci sono sindacati, ci sono partiti dietro che tutelano questi posti di lavoro. Quindi che cosa significa questo? Che tutelare un posto di lavoro di un'azienda privata che inquina va bene e tutelare il posto di lavoro di un ente militare che probabilmente ha un impatto sul territorio, non sicuramente come quello industriale però, quindi questo non va bene? Bisogna capirsi. Le bombe dell'azienda privata di Domus Novas no, ma il GP8 che producono alla Saras, che è il carburante degli aerei che viene venduto in tutto il mondo, quello sì. Questo i sardi lo devono sapere, non lo dice nessuno però. Le attività industriali sono ovviamente impattanti per il territorio, bisogna lavorare per l'osservatorio ambientale, bisogna lavorare per monitorare e controllare che in queste aree non si inquini e laddove si inquina si pulisce e si paga. Questi militari lo fanno da tempo e questo non lo dice nessuno. Il salto di Quirra ha subito negli anni oltre 4 grandi ricerche scientifiche, non ultimo quella dell'Istituto Superiore di Sanità, che in vari modi certifica che in quelle aree non c'è pericolo per l'ambiente e tantomeno per la salute umana. Il paradosso è che in alcune aree, specialmente quella di Quirra, si muore di meno che in altre. Questo lo dice un istituto nazionale, che è l'Istituto Superiore di Sanità, lo dice l'Istituto Zooprofilattico, lo dice l'ASL, lo dice l'ARPA, lo scorso 21 luglio nella recente conferenza dei servizi. Non c'è pericolo per l'uomo e per l'ambiente. Ecco, davanti a queste evidenze, perché accanirsi ancora con questo settore? Mi viene in mente allora, e voglio pensare male, che ci sono interessi di altra natura su queste aree? Portopino, Teulada, ci sono interessi forse immobiliari? Sto pensando così, in maniera astratta. Riflettiamo su questo, perché i sardi spesso si fanno soffiare da sotto al naso le opportunità. Mi viene in mente la Costa Smeralda che doveva essere un'opportunità dei sardi è diventata che cosa? Lo spauracchio dei sardi, perché tutti coloro che hanno investito in Costa Smeralda hanno forse il passaporto italiano, forse, sicuramente un passaporto straniero. Quindi togliere quello che abbiamo, che impiega i sardi, per darlo a chi? Agli stranieri? Per fare che cosa? Per diventare schiavi veramente di qualcun altro?
Ecco, questo per me è inaccettabile, quindi concentriamoci bene su quello che abbiamo, valorizziamolo e cerchiamo di cercare la verità. Ci sono i centenari a Perdasdevogu, questo va detto, quindi significa che ci sono attività antropiche che hanno sicuramente in passato creato, come dire, hanno sporcato il territorio, ma perché le regole erano diverse, le regole nazionali erano diverse sul tema, oggi non è più così. Quindi mi sento di dire ai sardi che ciò che viene detto oggi nei giornali regionali su quello che accade là dentro sono cose che si riferiscono a 40-50 anni fa, oggi le cose sono molto diverse. Intanto le attività a fuoco reale si sono ridotte del 40 e del 50% anche per via dei costi che hanno, cioè sparare un missile vero ha un costo eccessivo per le finanze dello Stato, quindi oggi si cercano sicuramente alternative e quindi l'inquinamento che è stato denunciato è stato smentito da istituzioni pubbliche e io lo smentisco da cittadino. Sono convinto che in quelle aree non ci sia nulla di pericoloso per la vita umana. Le forze armate in Sardegna non sono bombe, non sono esercitazioni, si potrebbe fare tantissimo ancora. Abbiamo la struttura di Perdasdevogu, del Salto di Quirra, che è una struttura all'avanguardia, potrebbe essere anche integrata con l'aeroporto civile di Arbatak, si potrebbero fare tantissime cose. Ultimamente si sta parlando di rifare ex novo da zero il progetto del consorzio aerospaziale a Porto Torres, ma questa è una follia perché abbiamo già delle strutture adatte che andrebbero semplicemente implementate, rafforzate a Perdasdevogu. Il progetto era già pronto tantissimi anni fa, quindi capire che cosa c'è dietro questi movimenti di grandi finanziamenti. C'è veramente l'interesse per la Sardegna, per potenziare un polo e farlo crescere, si potrebbe lavorare con la ricerca, con l'università, con le aziende private che potrebbero investire sul territorio, impiegare i nostri ingegneri che sono in giro per il mondo a spasso, a fare altro, la fuga di cervelli cosiddetta. Potrebbero tornare in Sardegna alcuni di questi e lavorare per noi. Il polo aerospaziale non può essere fatto ex novo, abbiamo già, è come dover costruire una strada nuova sopra un'altra che è già quasi nuova, non ha alcun senso questo, quindi ragionare su questo, quindi queste cose noi le dobbiamo chiedere alla politica, noi vogliamo che le forze armate si convertano, è vero, non vogliamo più che bombardino il territorio, questo è quello che chiede parte della società civile, va benissimo, ma i progetti ci sono, c'è anche un progetto del sistema integrato di Teulada che potrebbe essere un sistema di esercitazione green, completamente green, che richiederebbe investimenti per migliaia e centinaia di euro, che è ancora fermo al palo, perché ci sono fondamentalmente dei progetti diversi, ci sono anche dei problemi politici oggettivi e non si riesce a partire. Quindi veramente investire significa questo, investire significa intanto prendere quello che c'è già, potenziarlo, rafforzarlo e renderlo sicuramente strutturale e funzionale per il paese e per la regione.